Belluno è uno dei tronchi lavori dove si sono verificate parecchie di queste situazioni, ma posso dire che non è l'unico. 2 anni di indagini, un arresto, un centinaio di denunce per furto, peculato e traffico illecito di rifiuti, ma sono attesi ulteriori sviluppi dall'inchiesta della Polizia Ferroviaria sul traffico illecito di materiale rotabile. Posso dire che la Procura di Belluno è stata forse quella che con la documentazione consegnata gli è riuscita ad individuare la pericolosità di questo modo di agire. Mercoledì l'arresto del titolare della LM Trading di Sagrate, disposto dal GIP Giancotti su richiesta del PM De Bortoli. Rotaie e scambi usurati vengono sostituiti ma non buttati, possono essere riutilizzati. Si tratta dell'usato servibile che sul mercato vale il doppio del fuoriuso ed era sulla non corretta divisione dei materiali che dal 2004 al 2008 si è giocato sporco con la complicità dei dipendenti di RFI, di titolari di altre aziende e di autisti. Si era verificato e si stava continuando a verificare un anomalo asporto di materiale ferroso in sovrappiù rispetto a quello che era previsto dalla gara d'appalto. 3 i capitronco denunciati a Belluno, 24 gli autisti. Tutto è partito da un falso furto sul quale ha indagato la Polfer. Era il sistema per sanare gli ammanchi. Si favoriva il prelievo illecito denunciando ignoti. Sono centinaia i casi di sottrazione accertati. Ogni volta questo quantitativo maggiore che poteva passare inosservato, sommato in decine e decine di situazioni, ha fatto sì che sia stato portato via ferro, binari, per parecchie decine di migliaia di euro, parecchie tonnellate.